Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E come musica il desiderio regna nella mente e parto senza voglia di tornare. Musica e come musica la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Si spiaggia assolate, mi parli in silenzio con ambide occhiate. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera d'estate. Che scandalo da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Musica, la sabbia in musica, cristalli scintillanti sulla pelle che colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveva, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la caldatissima puntata numero 1039 di oggi, mercoledì 23 di luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, videopillole, interventi, riflessioni e molta altra bella roba interessante ancora. Per cui radiolibertà.net, bella gente. I nostri soliti recapiti 340-670-9659 se avete voglia di mandarci qualche zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure se volete telefonare 0292947222 quando lo dirò io. E stasera avremo dopo le 19.05 molto spazio per le telefonate, anche perché il tema di stasera è la giustizia e ne ho parlato con Simonetta Matone, quindi restate sintonizzati. Ma adesso, Sveva, se sei pronta, vai pure con il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, per favore. Con il suo modo sguaiato di fare il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump sta lottando contro se stesso. Infatti, a soli 4 mesi dal suo insediamento, il suo tasso di popolarità, cioè il suo gradimento da parte degli americani, ha raggiunto il livello più basso da quando è presidente, compreso il mandato precedente. In effetti, come ha calcolato il professor Marcello Gualtieri, economista dell'Università Cattolica di Milano, se è vero
che dal 2 aprile scorso ad oggi sono affluite nelle casse degli Stati Uniti 88 miliardi in più di dollari dovuti all'aumento dei dazi, l'inflazione americana è salita sempre in questi 3 mesi dal 2,4 al 2,7%, su cui si somma la svalutazione del 7% nello stesso periodo del dollaro nei confronti dell'euro. Non solo, il PIL statunitense del primo semestre ha fatto registrare un meno 0,5% dopo anni di crescita ininterrotta. Gli interessi sull'immenso debito pubblico americano sono passati dal 3,6 al 4,4%. La sua legge di bilancio prevede un aumento del deficit degli Stati Uniti di ben 3.000 miliardi di dollari. Insomma, un disastro di cui si stanno accorgendo tutti. Sempre caustico e sempre diretta e implacabile l'immenso Pierluigi Magnaschi con il suo bellissimo Diritto e Rovescio, che ogni sera è l'aperitivo in fondo di questa trasmissione. A proposito, ma io vi ho detto qual era il pezzo iniziale e credo di no, Giuni Russo Alghero del 1986, grandissimo pezzo di un'Italia estiva degli anni '80 che francamente ci manca per la sua spensieratezza, se mi posso permettere. Allora, in attesa di entrare in comunicazione con il gradito ospite di questa sera, per il cui Parlamento, io vi voglio dare un po' di agenzie e andiamo a vedere allora che cosa titola l'ANSA. L'ANSA apre con l'Ucraina, von der Leyen a Zelensky, spieghi sull'anticorruzione, a Kiev in migliaia protestano contro la legge firmata dal presidente che congela i poteri dell'autorità ad hoc, l'UE, l'Ucraina, paese candidato, no a compromessi sullo Stato di diritto. Berlino, Kiev non limiti l'indipendenza dell'autorità anticorruzione. Ancora Milano, l'inchiesta sull'urbanistica, Tancredi, ho sempre agito nell'interesse del comune. Medio Oriente, la Francia, il rischio carestia a Gaza è dovuto al blocco di Israele, Meloni, situazione drammatica. Femminicidio, Gallul condannato a 30 anni per l'omicidio di Alice Neri. Diamo anche un'altra notizia, una notizia un po' più positiva. Pistoia, operata al femore a 103 anni, 2 giorni dopo è già in piedi. Complimenti alla nonnina. Diamo anche un'occhiata alla BBC. Nel frattempo, l'Inghilterra, la BBC apre con Gaza, ancora decine di Gazawi sono morti di malnutrizione, questo è quello che dice il Ministero della Salute guidato da Hamas. Questo viene dichiarato appunto dagli uomini di Hamas, mentre Israele invece risponde che non è vero e che non sta causando una carestia di massa. Ancora, Air India, sapete, vi ricordate l'incidente che è successo al volo dell'Air India, quel 787 Dreamliner precipitato subito dopo il decollo? Bene, il figlio di una delle vittime di quest'aereo dice di aver ricevuto i resti sbagliati e il bello è che il ministro degli esteri indiano dice che tutti i resti dei morti di questo incidente sono stati trattati con la massima dignità. Andiamo a dare anche un'occhiata all'ADN Kronos. Vediamo un po' che altro succede nel nostro paese secondo le notizie d'agenzia della ADN Kronos. Vediamo se riusciamo a aprire la pagina. Sì, Brindisi, bitume cade da terrazzo, 6 passanti ustionati, anche un bambino di 6 mesi. Successo stamattina, Corso Umberto I, le circostanze dell'accaduto sono al centro di accertamenti della polizia. Dalla Puglia, un'esclusiva sempre dell'ADN, Emiliano si autonomina in consiglio Fondazione Petruzzelli, l'ANAC apre un'istruttoria. La zanzara West Nile, 8 casi in Campania, 4 sono in rianimazione, 2 nuovi contagi nel Lazio. Ancora, la Russia all'attacco sul caso Gergiev, l'Italia cancella la cultura, non diamo le perle ai porci, questo è quello che dicono i russi. La portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova si scaglia contro la Dem PCR, il ministro Giuli cita il Vangelo, non date le cose sante ai cani. Veramente
nella vulgata è nolite adducere margaritas ad porcos, non date le perle ai porci. Femminicidio, il Senato ha approvato il disegno di legge all'unanimità, vertice Italia-Algeria, Meloni e Tebboune a Villa Pamphili, la nostra amicizia mai così speciale. Nel frattempo aspettiamo il nostro ospite, io introduco l'argomento perché, vedete, è successo una cosa a Roma e questa cosa francamente la trovo da un lato disgustosa, dall'altro inquietante. Sentite un po', il segretario regionale del Lazio della Lega, Davide Bordoni, ha presentato formale denuncia in questura dopo l'episodio dei manifesti sul decreto sicurezza vandalizzati nel quartiere di San Lorenzo a Roma, proprio vicino all'ingresso dell'Università La Sapienza. Sui social circola da qualche giorno un video in cui due giovani con un secchio di vernice rossa e un rullo da imbianchino imbrattano due grandi manifesti al carroccio. Se uno legge su uno si legge blocchi una strada a chi lavora, finisci in galera. E ancora, sull'altro, occupi una casa, ti buttiamo fuori in 24 ore. Del caso si era occupato allora anche il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva annunciato la denuncia. La stupidità dei compagni colpisce ancora, aveva scritto su Facebook il ministro a corredo di un video. A Roma, a pochi passi dall'ingresso dell'Università La Sapienza, hanno pensato bene di imbrattare i manifesti della Lega, regolarmente pagati a fissi, dedicati al decreto sicurezza. Un provvedimento da noi fortemente voluto che finalmente restituisce la casa a chi se l'è visto occupare. Qualcuno evidentemente sta dalla parte degli occupanti abusivi e non con la gente per bene, ma se pensano di fermarci o intimidirci, a loro mandiamo un bacione. Oggi è arrivata la formale denuncia da parte della Lega. Nelle prossime settimane, scrive ancora l'ANSA, a Roma ci sarà un'altra massiccia campagna di affissioni della Lega e i manifesti vandalizzati saranno sostituiti, fa sapere il partito. Le 18, 26 minuti e 47 secondi, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a dare un'occhiata ai dazi, perché l'ADN Kronos dice che l'accordo tra Stati Uniti ed Europa sarebbe vicino, le tariffe saranno al 15%, Bruxelles sembra pronta ad accettare i dazi reciproci. Sentite un po' cosa dice l'ADN. L'Unione Europea e gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un accordo commerciale che imporrebbe dazi del 15% sulle importazioni europee, sul modello dell'accordo che Donald Trump ha raggiunto col Giappone. Lo rivela il Financial Times, citando 3 fonti informate, affermando che Bruxelles potrebbe accettare i cosiddetti dazi reciproci per scongiurare la minaccia del presidente americano di portarli al 30% entro il 1 agosto. Quindi mal comune, mezzo gaudio, pure noi 15%, esattamente come i giapponesi. Tra l'altro la BBC, leggevo prima di andare in onda un loro reportage, pare che quando i negoziatori giapponesi sono andati a trattare con la Casa Bianca, pare che abbiano adottato uno stile abbastanza aggressivo, che peraltro ha per il momento sorpreso, aggiungerei, i diplomatici americani, e in particolare li ha sorpresi perché la caratteristica fondamentale dei giapponesi, specialmente quando trattano, Antonino, è la scusami se loro... ti interrompo. Sì, Abbiamo l'onorevole dimmi. che è in aula, quindi magari più celere del Perfetto, solito, allora ecco. facciamo una cosa velocissima, vai con la sigla. Qui Parlamento. Onorevole Ottaviani, buonasera, la disturbo proprio rapidamente. Allora, il DL sicurezza, questi manifesti imbrattati, ma chi è che vuole male a questo provvedimento? Ma innanzitutto non disturbate mai, ecco, siete collegati in diretta con la Camera. Ci nello faccia per stesso un momento attimo in cui- da radiocronista, chi è che sta gridando? Che sta succedendo? Beh, siamo in diretta qui alla Camera con l'approvazione di quello che sembrava un testo di secondo piano che riguarda sostanzialmente quello che è il bilancio della Camera, il bilancio di come vengono spesi i soldi all'interno dei nostri emicicli, quindi stiamo parlando di un atto di mera contabilità. Ebbene, ancora una volta il 5 Stelle ha tentato di fare demagogia allo stato brado, non allo stato puro, rivendicando alcune di quelle che sarebbero le conquiste che loro avrebbero portato avanti nel corso degli anni, dilapidando in realtà
quello che è il patrimonio pubblico, parlando ancora una volta di quello che loro hanno fatto durante la campagna relativa alle vaccinazioni, quindi al Covid del 2020, non rendendosi conto che hanno sperperato soldi a gogo, addirittura con le famose istituzioni dei banchi a rotelle, con Mamma i mia. vaccini comprati e lasciati all'interno di depositi per i quali ancora oggi lo Stato continua a versare affitti lucrosi, insomma, quindi ancora una volta il 5 Stelle sta dimostrando di non avere non soltanto una preparazione culturale adeguata a ricoprire ruoli, incarichi e tra questi anche gli scambi parlamentari, ma di non avere il senso dello Stato, perché strumentalizzare un provvedimento che non ha nulla a che fare, avrebbe detto qualcuno che non ci azzecca nulla con quelle che sono le vicende pregresse, significa avere povertà di contenuti, significa non avere la possibilità di guardare anche al futuro con quella che è la promozione di provvedimenti importanti come quello che invece è oggetto della nostra chiacchierata pomeridiana, ossia il DL sicurezza. Infatti. C'è chi continua a guardare sempre nello specchietto retrovisore come loro e noi continuiamo a guardare invece al parabrezza davanti, sapendo che chi guarda troppo allo specchietto retrovisore prima o poi va ad impattare. Direi anch'io. Ma senta, questa addirittura presentarsi con la vernice rossa a coprire i manifesti regolarmente pagati dalla Lega, ma dà proprio fastidio a un po' di gente sto provvedimento. Per giunta vicina alla sapienza. Diciamo questo, che innanzitutto questo atto vile di imbrattare i manifesti significa scavalcare ancora una volta quello che è il profilo della libertà, della democrazia e soprattutto quello che è il profilo della approvazione delle norme all'interno del Parlamento. Ora, puoi anche non essere d'accordo con quello che è il contenuto di alcune norme che random en passant andremo adesso velocemente a leggere o comunque ad esaminare, ma non puoi evitare che qualcun altro porti avanti quelle che sono le proprie idee, perché tu in modo dittatoriale, potremmo dire fascista, cerchi di imporre tue idee assolutamente desuete, idee che non hanno nulla a che fare con la compatibilità della democrazia effettivamente esercitata all'interno del nostro paese. E allora andiamo a verificare perché se la sono presa così tanto quei personaggi che in realtà anche in passato hanno cercato un po' di gloria calpestando i diritti civili e politici altrui e calpestando spesso la libertà di espressione dell'articolo 21 della nostra Costituzione, che spesso viene da loro invocata ma che non viene mai attuata. Quindi le strade dell'inferno ancora una volta per loro sono lastricate di buone, anzi di ottime intenzioni, ma sempre all'inferno vanno a finire. Allora di che cosa si vanno a lamentare? Si vanno a lamentare del fatto, ad esempio, che è stato introdotto, che è stato esteso il DASPO urbano anche alle infrastrutture ferroviarie, agli aeroporti e alle infrastrutture marittime per quei soggetti che hanno riportato delle condanne non colpose, quindi per delle condanne per reati dolosi nel corso degli ultimi 5 anni, dei 5 anni precedenti. Questo che cosa significa? Se hai riportato una condanna passata in giudicato per un reato di una certa rilevanza, un reato di dolo, quindi non perché magari c'è stato un piccolo sinistro stradale e qualcuno si è fatto male all'interno del sinistro stradale, ma perché hai commesso un reato con coscienza e volontà e guarda caso ti fai notare di notte vicino ad un'infrastruttura dello Stato, un'infrastruttura che serve alla logistica del paese, alla realizzazione degli obiettivi strategici del paese, è giusto che tu da quell'area venga tirato fuori, come dalle aree sulle quali si stanno portando avanti gli investimenti da parte del ministro Salvini e della Lega in materia di TAV e di ponte. Ecco, non vediamo per quale motivo non ci debba essere un aggravante e quindi che non ci debba essere una riflessione, un'attenzione maggiore per la tutela della realizzazione di queste opere. C'è chi dice che non è d'accordo perché sarebbero opere contro l'ambiente inutili. Sono nella libertà di valutare quella che è la loro impostazione, ma noi siamo nella libertà di portare avanti quelli che sono gli interessi superiori del paese e soprattutto se sono opere pubbliche in linea con l'interesse nazionale, nessuno si deve permettere di bloccarle, soprattutto con minacce e violenze
rispetto a quelle che sono le forze dell'ordine. Poi c'è stata l'introduzione, ad esempio, delle body cam, quindi stiamo parlando di telecamere sostanzialmente sugli elmetti o sui cappelli di servizio delle forze dell'ordine. Ma perché non ci dovrebbero essere? Ma se tu sei a posto, se non hai problemi con l'etica, con la morale, soprattutto col diritto, perché non dovresti essere ripreso quando compi un determinato atto, soprattutto un atto dimostrativo? Del resto la body cam serve anche a verificare se l'operatore di polizia, se l'operatore della pubblica sicurezza si comporta correttamente o meno. Ecco, i radioascoltatori ricorderanno quelli che sono dei cortometraggi che spesso sono stati diffusi dalle emittenti televisive o britanniche o statunitensi, che hanno ripreso delle scene avvenute in strada e che riguardano una circolazione stradale inquinata, che poi magari si è andata a trasformare anche in veri e propri reati, in cui gli interpreti o passivi o attivi erano gli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine. Come poi, ecco, per quanto riguarda anche le altre modifiche introdotte all'interno del nostro ordinamento dall'ultimo decreto sicurezza, quello per il quale sono stati imbrattati i manifesti della Lega, si deve ricordare la stretta che c'è stata in ordine all'utilizzo di forza, violenza e minaccia nel corso delle manifestazioni. Ecco, si può manifestare in ogni modo, ma non è che si può dire ma questa è una norma anti-Gandhi. Siamo arrivati addirittura da parte delle sinistre, da parte dei 5 Stelle, ad accostare la violenza ad una persona che a costo della propria vita, a costo della propria libertà personale, ha cercato di portare avanti quella che era l'espressione, il diritto all'espressione altrui. Gandhi, questo significa portare avanti un'infamia di carattere politico che non ha precedenti all'interno del nostro ordinamento. Quindi ben vengano quelle che sono delle eventuali professioni di dissenting opinions, è possibile manifestare, è possibile dissentire rispetto anche alle norme che vengono adottate da parte nostro Parlamento e da parte del nostro ordinamento, ma non è possibile reiterare il reato per eliminare quella che è la sintesi della democrazia che avviene all'interno del nostro Parlamento attraverso l'emanazione di leggi dello Stato, per cui potremmo chiudere questa chiacchierata pomeridiana con il vecchio brocardo di Gaio: dura lex, sed lex. E meglio non si poteva dire. Grazie onorevole. Buon pomeriggio a tutti ancora. E allora, sigla, pausa, poi torniamo con i Culture Club. Do You Really Want to Hurt Me del 1982, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Né censure. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il Quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il Quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Give me time to realize my crimes. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, what that found me. Lovers never ask you why. In my heart the fire's burning.
I find a star. Precious people always tell me that's a step too far. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Words of you I have spoken, I could waste 1,000 years. Wrapped in sorrow, words are token. Come inside and catch my tears. You've been talking about believe me. If it's true, you do not know. This my love's without a reason. I'm prepared to let you go. If it's love you want from me, then take it away. Everything's not what you see. It's over again. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Rinnovate la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, alle 18:41 e 34 secondi avete ascoltato i Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me del 1982 con Boy George. Chi ricorderà di voi di questo, chi si ricorderà tra voi di questo video? C'erano, come si dice, Boy George e soci che facevano il loro show all'interno di un tribunale, e io vi porto adesso in tribunale, andiamo a parlare di giustizia, parliamo della separazione delle carriere dei magistrati, di cui si è parlato molto in questi giorni, e soprattutto perché ieri, come sapete, il Senato ha approvato la prima parte di questa doppia lettura che si deve fare perché la legge costituzionale di modifica appunto della Costituzione, che introduca la separazione delle carriere, possa giungere a compimento e soprattutto venga sottoposta a referendum, perché devono essere i cittadini a questo punto a dire sì o no alla riforma della giustizia. Vorrei anche precisare, per quelli che come sempre fanno gli ingrugnati e dicono io non vado a votare, bene, l'astensione in questo caso non serve a far fallire il referendum, perché in questo caso chi piglia più voti vince. Quindi nel momento in cui ci sarà il referendum sulla giustizia, andate a votare. Allora, io ne ho parlato con Simonetta Matone, abbiamo fatto alcune riflessioni, soprattutto, ma a noi cittadini questo che cosa dovrebbe garantire? Beh, state a sentire che cosa mi ha detto nel corso di questo faccia a faccia. Sveva, quando vuoi vai pure. E allora io ho il piacere di ritrovare stasera l'onorevole Simonetta Matone e ho il piacere di parlare con lei per una cosa molto importante. Ieri siamo arrivati, diciamo così, al 50% del procedimento di revisione costituzionale che introdurrà nel nostro ordinamento la separazione delle carriere. Infatti ieri il progetto di legge costituzionale è passato al Senato, adesso sta per tornare alla Camera, ci sarà la seconda seconda lettura. Esatto, e poi ci sarà il referendum e il popolo naturalmente si esprimerà.
Però ieri c'è stata bagarre di tutti i generi, la Costituzione messa a testa in giù, un gesto che io Ma trovo per di una carità, volgarità estrema. ma per carità. Ecco, e poi soprattutto questo tirare per la giacchetta quei due poveri morti, Falcone e Borsellino, dicendo che Falcone non voleva questa roba e che questa roba è pituista. Allora, io ho spiazzato tutti nel mio primo intervento sulla questione separazione delle carriere, perché sono stata illuminata mentre venivo alla Camera e mi sono ricordata che il povero Giovanni Falcone, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere quando ero magistrato, si era espresso in maniera chiarissima in favore della separazione delle carriere, e sono andata su internet e ho trovato una memorabile intervista fatta 2 o 3 mesi prima di essere ucciso e rilasciata a Pirani su Repubblica. Me la sono stampata e l'ho letta in aula, e le parole erano quelle di Giovanni Falcone, che ha fatto l'opposizione, ha detto che era una fake news. A questo punto sono stata, per così dire, aiutata da Radio Radicale, perché Radio Radicale l'ha ritrovata e l'ha pubblicata così com'era su Repubblica io non mi ricordo esattamente qual è l'anno in cui Giovanni è stato ucciso, 2 o 3 mesi prima, 92. e là il 92, e l'ha pubblicata, fine della discussione. Lui l'ha detto così chiaramente. Andatevela a rivedere, scrivete Repubblica, Giovanni Falcone, separazione delle carriere, e vi esce questa intervista. Sono 4 colonne dedicate all'argomento. Cosa dicono costoro? Dicono delle menzogne, dicono delle frescacce, dicono delle cose non vere. Ieri è stata una giornata storica che segna un cambio di passo nei rapporti con la magistratura, addirittura epocale. È la riforma delle riforme. La opposizione contesta il fatto che sono state fatte tante audizioni e il testo non è stato modificato. Il testo non è stato modificato per una volontà precisa, specifica, politica. Io ho partecipato a un incontro del partito della Lega con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma alla specifica domanda: ma cosa avete fatto per modificare radicalmente il sistema dopo la devastante diciamo esplosione ed implosione del sistema dopo la pubblicazione del libro di Palamara? E la risposta è, la do io, la risposta è nulla. Nulla è stato fatto, nulla è cambiato. Ma che cos'è che tocca sul vivo le correnti? La vera riforma delle riforme è il sorteggio dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Quella è il punto nodale della vicenda. Dopodiché le accuse che fanno, voi volete sottoporre il pubblico ministero al potere esecutivo, mi devono trovare l'articolo di legge in cui ciò viene detto ed esplicitato. Io ho fatto tutta la vita il pubblico ministero e sono come dire, geneticamente predisposta a accusa e difesa. Ti faccio una contestazione, ma me la devi dimostrare. Mi devono dimostrare in quale parte del testo approvato l'ufficio del pubblico ministero viene sottoposto al potere esecutivo. Non c'è. Appunto, e non c'è altro da aggiungere. Però senta, io mi metto nei panni del comune cittadino. Che vantaggi ho io dalla separazione delle carriere? Ha il vantaggio, il comune cittadino, di avere finalmente un pubblico ministero la cui carriera, la cui vita è separata da quella del giudice, perché la parità tanto invocata dal legislatore, accusa e difesa, non è mai stata realmente realizzata né a livello pratico né a livello diciamo tecnico giuridico, perché accusa il giudice e il pubblico ministero purtroppo giocano nella stessa squadra. Questo è il tema. Certo. Ecco,
Però a questo punto, visto che la piena parità tra accusa e difesa non si è mai realizzata, malgrado nell'89 con il nuovo codice di procedura penale ci avessero assicurato che Sì, addirittura però avremmo avuto... fu definita, guardi, io sono stata uno dei più stretti collaboratori del ministro Vassalli, perché sono stata il capo della sua segreteria per gli anni in cui è stato ministro della giustizia. E negli anni epocali della riforma del codice, lui ha sempre detto che era una riforma incompiuta, perché mancava questo tassello fondamentale, cioè tu non puoi passare dal processo inquisitorio al processo accusatorio se non modifichi anche sostanzialmente il ruolo del pubblico ministero, e questo è il passaggio che è mancato. È stata pubblicata recentemente una meravigliosa intervista del professore, come lo chiamo io, in cui spiegava proprio questo. Comunque su internet c'è tutto, chi ci ascolta, se ha la curiosità intellettuale di verificare chi è che era veramente favorevole e chi era contrario, basta che vada su internet e in 5 minuti leggerà l'intervista di Giovanni Falcone e l'intervista a Giuliano Vassalli. Ecco, tra l'altro vorrei dire una cosa. Falcone era un uomo, diciamo, tendenzialmente di sinistra, ha collaborato con i socialisti, col ministro della giustizia Martelli. Sì. Borsellino notoriamente era un uomo di destra, non Era credo un uomo di destra. votava per il Movimento Sociale Italiano, secondo alcuni. Insomma, era simpatizzante dell'MSI dell'epoca. Ecco, quindi a maggior ragione, per quale motivo questi due poveri morti ogni volta devono essere tirati in mezzo per far dire loro cose che non ci sono? Amico mio, perché sono morti e non possono difendersi. E ha ragione. È brutto dirlo, sono morti, quindi come fanno a dire scusate, non vi permettete di usarci? Infatti. Però ripeto, andate e leggete l'intervista, dopodiché io vengo accusata di mentire. Guardi, è stato il massimo, che era una fake news quella che avevo letto, ma scusate, io vengo in Parlamento e vi leggo un'intervista di Repubblica, la pagina, la data eccetera, che faccio? Me la invento, cioè com'è possibile? Appunto. Eppure è stato detto anche questo. Beh, sappiamo anche da chi, e purtroppo quando non ci sono molte argomentazioni poi si finisce col dire che sono tutte falsità. Certo, con denigrazioni individuali, personali, poi sa, la cosa che li turba è il fatto che io sarei anche un alto magistrato, perché io sono andata in pensione con il grado di presidente di sezione di Cassazione, mi sono dimessa dalla magistratura per fare politica, cosa che non tutti fanno, perché siamo pieni di magistrati che sono ancora magistrati ma stanno in Parlamento perché si sono fatti mettere fuori ruolo, ma così se gli va male la carriera politica possono rientrare in magistratura. Io me ne sono andata 2 anni prima del tempo, ho fatto una scelta di coerenza, sono contenta di averla fatta, però conosco bene l'ambiente da cui provengo e posso dire che io non ho mai fatto vita di corrente nella mia vita, ma non ho manco mai avuto il benché minimo inizio di procedimento disciplinare, cioè io ho una carriera spiata e sono riuscita a farla nonostante il non avere mai militato in nessuna corrente. Senta, l'ho fatto scientemente e consapevolmente. Senta, a maggior ragione le pongo 2 domande. La prima, non sarebbe ora di attuare concretamente quelle famose limitazioni che sono previste dalla Costituzione in merito al rapporto tra magistratura e politica? La seconda, pongo anche a lei la domanda che ho posto al sottosegretario Stellari. Nel 67, intervistato dalla RAI, l'allora professor Giovanni Leone, presidente della Camera, che poi è stato presidente della Repubblica, a questa domanda ha risposto di no. La domanda era: scusi professor Leone, ma lei davanti a un tribunale italiano si sentirebbe garantito nei suoi diritti? E lui rispose di no. Ecco, a maggior ragione chiedo a lei, che ha collaborato tra l'altro con Vassalli, e Leone era stato critico sul nuovo codice di procedura penale del suo amico Vassalli. Le chiedo, lei si sente garantita davanti a un tribunale italiano? Ma io, guardi, mi dispiace dirlo, ma mi sento garantita relativamente, mi sento garantita dall'esperienza che io ho nella capacità che avrei di difendermi, che è una capacità che deriva dal fatto di aver fatto il magistrato per tantissimi anni. Se lo hai fatto per 41 anni sai con chi hai a che fare e che cosa ti può accadere. Certo. Però è in virtù di, come le posso dire, una mia
capacità personale, qualità che io ho acquisita con l'esperienza e con il tempo. Se non l'avessi non sarei poi così convinto. Insomma, anche per esempio le ombre che si stagliano sul caso Carlasco sono ombre inquietantissime. Sì. Oggi ho fatto un'altra conferenza per il Riformista e io non mi ricordavo che anche il procuratore generale presso la Cassazione aveva chiesto l'assoluzione di Alberto Stasi. Questa è una cosa che io devo verificare, perché se fosse vera dopo 2 assoluzioni una richiesta del procuratore generale di assoluzione mi turba profondamente, perché io non dico nel caso Carlasco, scusi se esondo, io non dico che Alberto Stasi è innocente, dico che con 2 assoluzioni estremamente motivate, e qualora fosse vera la mia memoria, e cioè che il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione, non siamo in presenza di sentenze al di là di ogni ragionevole dubbio, ripeto. Potrebbe anche essere colpevole, ma sono profondamente turbata da una vicenda di questo tipo. Senta, invece la vicenda di Matteo Salvini, con addirittura la procura di Palermo che fa il salto e va in Cassazione? Quella è inquietantissima. Io in 41 anni di professione ricordo pochissimi ricorsi per saltum. Vorrei fare, tra l'altro, voi giornalisti, questo dovreste fare, io ho provato ma non ci sono riuscita, dovreste fare una ricerca numerica di quanti sono i ricorsi per saltum avanzati così come nei confronti di Matteo Salvini. Sì. Perché, ripeto, poi vuol dire che il fatto è storicamente accertato nella sua dinamica, è l'applicazione delle norme che è errata. E là si giocano partite di tutti i generi, capisce? Certo, però Non voglio essendo il dire, diritto una scienza esatta, e di più non dico. ecco, e non aggiungiamo altro. Mi pare allora che No. qui sia necessario fare una riforma anche di questo tipo, garantire chi viene assolto in primo grado. Però guardi, pure lì ci sono delle perplessità, io stessa ho delle perplessità, perché per esempio ricordo l'assoluzione di uno per violenza sessuale di un tipo nei confronti della nipotina, una soluzione scandalosa. Io ho fatto ricorso in appello, l'ho vinto, ero convintissima della colpevolezza di questo soggetto, è stato condannato a 7 anni di carcere, la Cassazione ha confermato. Ecco, in quel caso, essendo stato assolto, se fosse stato impossibile rileggere le carte, noi avremmo avuto l'autore di un reato efferato in libertà. Quindi Ecco. sa, ogni cosa ha una doppia lettura, e il problema è il disequilibrio e la strumentalizzazione con cui le norme vengono ad essere interpretate, vengono ad essere lette, capisce? Certo, ma il problema appunto è anche qui, le norme che vengono lette in senso politico oppure no. La Certo, maggioranza dei ma giudici parla con le assolutamente. sentenze, ma come possiamo arginare una magistratura politicizzata? Ma guardi, facendo secondo me un buon lavoro, ma un buon lavoro politico, capisce? Formando anche i nuovi magistrati, cioè dopo Tangentopoli, per esempio, accade un fatto gravissimo. Allora, quando io sono entrata in magistratura, io ho vinto il concorso nel 79 e sono diventata magistrato nell'80. Sarei potuta rimanere vicino casa se avessi accettato di fare il pubblico ministero. All'epoca mia era disdicevole fare il pubblico ministero, una cosa che facevano soltanto gli ultimi in graduatoria. I miei coetanei gliela potranno, come dire, confermare. Solo gli ultimi in graduatoria andavano a fare PM. Dopo Tangentopoli, tant'è che io mi sono sobbarcata al tribunale, sono andata al tribunale di Lecco perché non avrei mai accettato di fare il PM. Ecco. Adesso, dopo Tangentopoli, se lei andava e intervistava i giovani aspiranti magistrati e il giornalista chiedeva scusi, ma lei qualora vincesse cosa vuole fare? E questi rispondevano: voglio fare il pubblico ministero perché voglio garantire la legalità nel paese, che non è quella la funzione del pubblico ministero, è altro, è l'applicazione del diritto, sono proprio le coordinate di base che sono errate, capisce? Tangentopoli, tra i tanti effetti nefasti, ha avuto questo di stravolgere la dialettica giudiziaria e di rendere il pubblico ministero un giustiziere al quale questi pazzi
si devono ispirare, capisce che è una funzione diversa. Quindi Ma noi dobbiamo lavorare anche sulle nuove generazioni. sicuramente, ma a maggior ragione questi giustizieri in toga, questo deragliamento, come lo si riassorbe? Anche la stessa formazione, molto spesso mi viene da pensare, va bene, vinci il concorso in magistratura, vai a fare il giudice. Con quale formazione, con che modo di trattare con i La criminali? formazione è un problema politico, è un problema ideologico. La magistratura va liberata da tutta questa roba, capisce? Dalla Sì. politicizzazione, dalla strumentalizzazione, dalla guerra per bande, da una interpretazione come quella che passa, che è il potere politico che si vendica della magistratura con la separazione delle carriere. Sono tutte cavolate, capisce? Non è Certo. così, non è vero, non c'è nessuno spirito di vendetta, c'è solo il desiderio di far funzionare meglio un sistema. Certamente. Onorevole, la giustizia, un po' come anche la stessa sanità, si basa su una componente essenzialmente umana, perché il giudice, il PM, sono degli esseri umani che sono dei professionisti appositamente formati, non possono essere rimpiazzati da intelligenze artificiali e così via. Eppure però noi riscontriamo carenze di organico, riscontriamo tribunali nel meridione d'Italia dove molto spesso ci sono magistrati che addirittura non vogliono andarci perché sono zone calde Certo. e così via. Ecco, anziché fare politica, perché la magistratura non pensa a questo? Il ministro Nordio ci pensa, ma tra mille difficoltà di bilancio, difficoltà strutturali, difficoltà ereditate, la giustizia è di una complessità senza pari. Il ministro Nordio sta cercando di fare quello che può, però insomma passo dopo passo già la separazione delle carriere rappresenta un segnale fortissimo. Senta, per andare... Io devo andare a Sì. votare e quindi vi devo lasciare. Io la ringrazio. Un'ultima domanda, mi risponda con un sì o con un no. Dopo la riforma della magistratura, un nuovo codice di procedura penale ci vuole, sì o no? Secondo me no, va bene quello che c'è. Io non sono per legiferazione, sono per applicare le norme che ci sono, ma seriamente, correttamente e senza pregiudizi ideologici. Molto bene. Onorevole, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci a tutti, Arrivederci. arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avenue Park, my life in the dark. I with me. Do you smile for Arabian style? I like it. Miami Beach Boys, children with voice across the universe. Chanson, egocentric, self-centered song. Chanson, egocentric, self-centered song. Chi sono? Dove sono? Quando sono assente di me? Da dove vengo? Dove vado? Chanson, egocentric, self-centered song. Chanson, egocentric, self-centered song. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende i gradini di grattacieli
per prendermi la vita, per prendermi la vita. Central Park, I love in the dark. Ich bin klein. People sang around the campfire ground. I remember prehistoric sound. Was the time of the dinosaur age. Oh, nine. Song, egocentric, self-centered song. Song, egocentric, self-centered song. Rinnovate la linea, Antonino. Grazie a te, come sempre, cara Sveva, alle 19, 4 minuti, 52 secondi, sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la conversazione con l'onorevole Simonetta Mattone, voglio dire, una giurista, un magistrato di specchiatissima carriera, che credo abbia le idee ampiamente chiare in materia di separazione delle carriere dei giudici. Allora, apriamo il telefono 0292947222, da questo momento potete comodamente intervenire a commentare questa nostra conversazione, ma anche le notizie di questa sera, quello che sta accadendo in questo momento. Allora, l'ADN Kronos, mentre io vi attendo allo 0292947222, a proposito, il pezzo con cui siamo rientrati è un grandissimo pezzo di Franco Battiato del 1985 dall'album Mondi lontanissimi, chanson egocentrique, pezzo che già nell'82 era stato cantato da Alice in una versione un po' differente ma altrettanto coinvolgente, diciamolo pure. Allora, Dazzi, dice il Financial Times, lo scrive l'ADN Kronos, USA e UE verso l'accordo, tariffe al 15%. Vediamo un po' che cosa dice, quali aggiornamenti abbiamo appunto sulla questione dei dazi. Il Financial Times dice anche che la Commissione oggi avrebbe illustrato la bozza di intesa agli ambasciatori degli Stati membri a seguito dei colloqui con gli americani. Da aprile gli esportatori europei stanno pagando dazi aggiuntivi del 10% sui beni inviati negli USA, che si sono andati ad aggiungere alle tariffe già esistenti del 4,8%. I dazi del 15% previsti dal possibile accordo quindi comprenderebbero le tariffe attuali e dunque Bruxelles, scrive il Financial Times, vedrebbe l'intesa come un modo per cementare lo status quo. Allo stesso tempo servirebbe a far abbassare al 15% i dazi attuali sulle auto, che sono arrivati al 27,5%. Inoltre, l'eventuale accordo prevede esenzioni di dazi da entrambi le parti per alcuni prodotti, compresi aerei, alcolici e medicinali. Il Financial Times cita anche una fonte USA che afferma che la situazione comunque rimane fluida e soggetta a possibili cambiamenti, mentre le altre fonti citate dal giornale sottolineano che l'UE continua a preparare il pacchetto di possibili dazi di rappresaglia, fissati al 30%, nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'accordo con Washington entro il 1 agosto. Insomma, diciamo che mi pare di capire che la posizione dell'Unione Europea sia stata meglio perdere che straperdere. Ormai siamo arrivati a 14,8, facciamo 15 e non se ne parla più. L'alternativa era beccarsi un dazio del 30. Si è cercato, come vedete, anche di abbassare il dazio, quello sulle automobili, 27,5%, scendere al 15%. Insomma, si cerca di limitare sostanzialmente i danni che vengono causati chiaramente dai dazi. È altrettanto vero che una decisione del genere necessariamente porterà l'Europa a occuparsi di altro, a cercare altri sbocchi, altri mercati o comunque altre zone di approvvigionamento dove i dazi sono a zero o sono molto bassi. Quindi la Cina ha trovato il Bengodi grazie ai dazi trumpiani. Bisogna vedere fino a che punto questo sarà
sarà possibile. Vediamo, perché naturalmente c'è molto da fare, molto da vedere. Allora, nel frattempo, sempre qui sull'ADN Kronos, vi voglio questa storia del caso Gergiev. Eccola qua. E allora, Gergiev è, lo sapete, questo direttore d'orchestra amico di Putin, che avrebbe dovuto condurre un concerto, ma ahimè è stato invitato a desistere, e in particolare questo ha scatenato tutta una serie di polemiche che non sono certamente piaciute ai russi. Ecco qua. Sentite un po' che cosa dice l'ADN. Mosca condanna con fermezza la decisione italiana di annullare il concerto del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev a Caserta, definendola un tentativo discriminatorio di cancellazione della cultura e citando in segno di disprezzo il Vangelo. Condanniamo con decisione simili tentativi discriminatori di cancellazione della cultura attuati dalle autorità italiane sotto dettatura degli epigoni di Bandera, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla TASS. Sono significativi in questo contesto i commenti di condanna arrivati sia dall'Italia, dove tali azioni sono state definite una vergogna e l'opposto della democrazia, sia da altri paesi occidentali, dove quanto accaduto è stato considerato un errore fatale. Zakharov ha denunciato una campagna di persecuzione senza precedenti contro Gergiev, attribuendola a neonazisti ucraini e politici russofobi. Ha accusato l'eurodeputata italiana Pina Picierno di discriminazione su base nazionale per aver definito inaccettabile l'esibizione del maestro e criticato l'uso di fondi UE. I neobandieristi residenti in Italia hanno annunciato una raccolta firme e l'acquisto di tutti i biglietti per sabotare l'evento con un flash mob provocatorio, ha affermato, aggiungendo che nelle peggiori tradizioni del Maidan si prevedeva l'arrivo in pullman di teppisti neonazisti. Secondo la diplomatica, il culmine dell'ostilità è stato raggiunto con le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli, che avrebbe parlato di propaganda russa riferendosi all'esecuzione della quinta sinfonia di Tchaikovsky. In effetti l'esecuzione delle opere di Tchaikovsky è propaganda di valori tradizionali eterni che la Russia difende nel mondo. Amore, bene, verità e giustizia, ha dichiarato Zakharova. Che simpatico umorista. E ha concluso citando il Vangelo in italiano: non date le cose ai santi, le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Che paura, mamma mia, mamma mia. Allora, uno sarebbe anche incline a dire, vabbè, sarà pure amico di Putin, quello che vuoi, però in fondo è solo un concerto, fateglielo fare. Però poi legge questi commenti dove ci prendono per un paese fascista, un paese in preda al neonazismo. Mancava solo che dicesse pure che siamo tutti una manica di mafiosi. Poi la chiusa dei valori di pace e amore tutelati dalla Russia nel mondo è straordinaria. Per cui vabbè. Meglio così, ha fatto bene Giulia, ha fatto bene. Allora andiamo avanti, vediamo un po' che altro c'è di interessante, vediamo un po' che cosa succede in questi giorni nel nostro paese. Ci sono stati gli interrogatori dei 6 indagati nell'inchiesta di Milano, ve ne abbiamo parlato negli ultimi giorni qui a Zoom, e sapete che i 6 Tancredi si è difeso, Marinoni ha scelto invece di non rispondere. Andiamo a vedere qualche altro aggiornamento a proposito delle ultime notizie di quello che sta succedendo in questo nostro vasto orbe terracqueo alle 19:13 minuti e 27 secondi. Il telefono è sempre aperto allo 0292947222, oppure se volete mandare qualche messaggino, qualche sms, qualche WhatsApp, scusate, 340 670 9659.
Allora, andiamo avanti con... Ecco, già che ci siamo, visto che parlavamo dell'inchiesta sull'urbanistica, andiamo a dare un'occhiatina all'ANSA, ce ne andiamo a Milano a vedere che cosa è accaduto ancora con questa inchiesta. E allora, questa è l'ANSA delle 18:28, inchiesta urbanistica, Catella si difende dalle accuse per 2 ore, ho spiegato tutto. L'ex assessore, mai favorito Marinoni o altri, difende Sala a memoria di Marinoni, da PM giudizi morali e processo alla città, depositata dalla difesa al GIP di Milano nella maxi inchiesta, per lui i PM chiedono il carcere. Ho risposto a tutte le domande, il giudice mi ha dato l'opportunità di spiegare, ho risposto come volevo, tutto quello che potevo dire l'ho detto. Sono le poche parole rilasciate ai cronisti lasciando Palazzo di Giustizia di Milano da Manfredi Catella, fondatore e CEO di Coima, che per 2 ore circa è rimasto davanti al GIP Mattia Fiorentini per difendersi dalle accuse di corruzione e induzione indebita mosse dalla procura nella maxi indagine sull'urbanistica. I PM hanno chiesto per lui gli arresti domiciliari. Al 7° piano del Palazzo di Giustizia intanto è iniziato il penultimo interrogatorio, quello di Andrea Bezziccheri, imprenditore di Bluestone. Poi sarà la volta di Alessandro Scandurra, ex vicepresidente della Commissione Paesaggio, però adesso non è possibile leggere la notizia qui sull'ANSA. Va bene, la recupereremo domani, la recupererà il nostro Semivarin domani in rassegna stampa. Andiamo a dare un'altra occhiatina alle ultime notizie di questa sera. Nel frattempo c'è il telefono aperto 0292947222 e in particolare c'è qui questa fotografia che è stata pubblicata dal Daily Express. L'ANSA, adesso andiamo a Gaza, il corpicino ridotto a uno scheletro, la bocca aperta come invocare aria e cibo, gli occhi scuri illuminati da un residuo bagliore di vita che sembrano domandare perché. La vergogna del mondo si riflette nell'immagine del piccolo Muhammad, retto in braccio da sua madre fra le macerie di una striscia di Gaza prostrata ormai dalla fame, come accusano l'ONU, tutte le maggiori organizzazioni umanitarie del pianeta, le innumerevoli testimonianze al di dentro. Ben oltre gli stessi dati sulle prime decine di morti addebitati alla carestia da ciò che resta dell'amministrazione locale legata ad Hamas. Un'immagine che contribuisce a far aprire gli occhi di tanti su uno scenario sempre più atroce, anche fra chi per mesi non aveva visto o voluto vedere. A partire da un paese tradizionalmente alleato di Israele come il Regno Unito, nel quale lo sdegno per l'escalation della violenza nella striscia, per gli eccidi di civili palestinesi in coda per gli aiuti, e per il moltiplicarsi delle denunce in un contesto di fame indotta fra la popolazione iniziano a rompere gli argini, tanto che a ribellarsi non sono più solo gli attivisti pro-PAL, la sinistra pacifista o la stampa liberal, ma pure le voci conservatrici, esponenti o commentatori politici da sempre filo-israeliani, tabloid di destra non insensibili in passato alla retorica islamofoba come il Daily Express. È proprio quest'ultimo a pubblicare oggi, scrive l'ANSA, in una prima pagina manifesto le foto shock per le ossa del bambino Mohammed. Per pietà, fermate questo adesso, titola il giornale. Le sofferenze del piccolo Mohammed, aggrappata alla vita nell'inferno di Gaza, svergognano tutti noi. Un senso d'orrore e onta rilanciato al Parlamento di Westminster prima della chiusura estiva da diverse voci bipartisan. Chiuse quella di Kit Malthouse, ex ministro Tory, già membro del gruppo dei Friends of Israel, che non ha esitato a evocare il sospetto di genocidio a Gaza, liquidando le recenti condanne verbali del governo laburista moderato di Keir Starmer come tardive e insufficienti, in assenza di sanzioni vere contro i vertici del governo Netanyahu o conseguenze sulle forniture militari britanniche letali allo Stato ebraico, per poi ammonire il titolare degli esteri, David Lemmy, sul rischio di finire lui stesso in futuro alla sbarra all'aia, chissà se alle parole non seguirà qualche fatto concreto, complice dei crimini attribuiti a Israele. Io però ho una domanda. Perché nei tunnel di Hamas ci sono ancora 28 tra vivi e morti
ostaggi rapiti il 7 di ottobre. E perché Hamas sta cercando di rapire almeno un soldato israeliano e di fare nuovi rapiti da portare giù dentro i tunnel? Perché? Se quei 28 ostaggi venissero liberati, se i corpi venissero restituiti, la guerra finirebbe. Questa storia va avanti da quasi 3 anni. Eppure degli ostaggi non se ne parla più. Perché questi 28 non tornano a casa? Se tornassero a casa la guerra finirebbe. Ancora, mentre la gente muore di fame, i signori di Hamas dentro nei tunnel hanno fior di ben di Dio da mangiare, tant'è vero che si fanno pure i video mentre mangiano e gozzovigliano. Niente da dire anche su questo? Ancora, il cibo che entra a Gaza e che viene rubato da Hamas, quello che fine fa? Chi è che li affama? Allora, io capisco tutto, però qui non si tratta di giustificare, si tratta di raccontare questa guerra. Sì, d'accordo, c'è la fame a Gaza. Sì, d'accordo, è una cosa sporca. Ma è altrettanto sporco che che tanta gente faccia la fame per 28 persone, anzi, molte delle quali sono morte, che ancora però non sono state restituite alla loro libertà. E queste persone il 7 di ottobre 2023 sono state prese da Hamas per fare guerra a Israele. Che vogliamo fare? Questo è il punto. Punto di domanda. Capisco che in un momento come questo dire queste cose rischia di rendersi impopolari, però uno deve anche cercare di capire le cose, deve anche cercare da quale parte stare. Allora forse siamo pochi da questo lato della storia, ma probabilmente è il lato giusto. Chi lo sa? Attenzione, torno a ripetere, la fame, la carestia sono da condannare sempre e comunque, specialmente se c'è una democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, che agisce così e viene sospettata di questo. Ma al di là di ciò, torno a ripetere, per quale motivo quelli che gestiscono, per usare le parole dell'ANSA, quel che resta dell'amministrazione a Gaza, cioè Hamas, perché non rilasciano i sequestrati? Perché non li restituiscono alla libertà? Perché invece stanno cercando di rapire ancora gente? Domani uscirà un mio pezzo su Italia Oggi su questo tema. La settimana scorsa a Khan Yunis un commando di Hamas ha cercato di rapire un sergente che stava pilotando un bulldozer. Non sono riusciti a portarselo via e gli hanno sparato lì per lì. Per quale motivo sequestrare almeno un soldato? Beh, per un motivo molto semplice. Da un lato galvanizza i terroristi, dall'altro crea problemi nella società israeliana. Perché? Perché a quel punto la gente intanto dice: ma allora questa invincibilità, questa potenza militare dov'è se ci sequestrano i soldati? E poi naturalmente fa nascere il dibattito. Allora andiamo avanti con questa guerra, mandiamo i nostri figli a morire oppure a finire nei tunnel sequestrati con Hamas? E quindi Hamas è invincibile, è il piccolo Davide che abbatte il Golia con la stella di Davide. Per quale motivo Hamas vuole continuare a rapire soldati israeliani o civili israeliani? Per quale motivo? Chi è che vuole davvero questa guerra? Ponetevela questa domanda. 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659 per i vostri interventi. Andiamo a vedere adesso se riusciamo a eccolo qua. C'era una notizia di femminicidio quando abbiamo cominciato la nostra trasmissione, mi ero riservato di leggervela. Eccolo qui, Gallul condannato a 30 anni per l'omicidio di Alice Neri, lui si dichiara innocente verso l'appello, la madre della vittima, io l'unica a perdere tutto. È stato condannato a 30 anni di carcere Mohammed Gallul per la morte di Alice Neri
È la sentenza della Corte d'Assise di Modena nei confronti del tunisino trentenne, riconosciuto colpevole di aver ucciso la giovane mamma di Ravarino nelle campagne di Concordia nel Modenese nel novembre del 22. Mohamed Bedoui Galul, nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Modena presieduta da Esther Russo, viene condannata a 30 anni al pagamento delle spese processuali e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 5 anni. L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento danni verso la figlia della vittima di 1 milione di euro, alla mamma Patrizia Montorsi di 600.000 euro, al fratello Matteo Marzoli a 200.000 euro. Giustizia è fatta. Almeno che siano 30 anni con la certezza della pena. Questo è quello che ci auguriamo tutti quanti, mi pare ovvio. Andiamo a vedere che cosa scrive invece l'Aggi. Facciamo un giro anche sulla pagina dell'Aggi. Intanto sono già le 19:25. L'Aggi apre con l'incontro, il forum Italia-Algeria, Meloni, rapporti mai così intensi, firmata una nuova intesa sulle aree SAR, quindi si affronta ancora una volta la questione search and rescue e quindi l'immigrazione, le ONG e tutto quello che naturalmente ne consegue. Andiamo a vedere allora che cosa dice l'Aggi su questo forum tra l'Italia e l'Algeria. Intanto il telefono è sempre aperto, 0292947222 se volete intervenire, oppure ancora una volta 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso il WhatsApp o Zap che dir si voglia. Allora, proviamo ad aprire da qui, eccolo qua. Sentite un po', celebriamo insieme il successo e i risultati del Business Forum, l'ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo al forum imprenditoriale Italia-Algeria a Villa Pamphili a Roma. Le relazioni economiche e industriali tra Italia e Algeria non sono mai state solide come oggi. C'è un comune interesse a esplorare insieme altri ambiti di collaborazione e percorrere strade che non avevamo battuto. La connessione tra i nostri sistemi produttivi è collaudata, ha detto la Premier. L'Algeria fornisce un contributo fondamentale per garantire la nostra sicurezza energetica, ha proseguito la Meloni. Quando l'Italia, dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, aveva bisogno di diversificare le sue fonti energetiche, ha trovato il paese amico che l'Algeria ha sempre dimostrato di saper essere. Quella scelta era tutt'altro che scontata. L'amicizia tra i due popoli fa la differenza nei momenti di difficoltà. Voglio ringraziare l'Algeria a nome del popolo italiano. La nostra collaborazione energetica con l'Algeria, dice ancora la Meloni, si sta ampliando con tasselli nuovi che si aggiungono al mosaico che il governo è impegnato a costruire. L'Algeria, infatti, ha avuto un ruolo fondamentale per garantire la nostra sicurezza energetica e la sicurezza energetica europea, ha dato un contributo decisivo all'indomani dell'aggressione russa all'Ucraina. Con l'Algeria abbiamo trovato un amico che ha sempre dimostrato di saperci essere. Quella scelta era appunto tutt'altro che scontata. Inoltre la Meloni sottolinea che l'Italia, come si sa, è il principale mercato di destinazione delle esportazioni algerine con una quota di mercato di circa il 26%. Significa che oltre un quarto delle esportazioni algerine è destinata al nostro mercato e l'Italia a sua volta è primo cliente, secondo fornitore dell'Algeria con quasi 3 miliardi di euro di esportazioni. È un dato che è in costante crescita e che è in crescita soprattutto dal 2022 a oggi. Oggi, ha sottolineato la Meloni, sono riuniti i massimi rappresentanti di oltre 400 imprese italiane e algerine. Abbiamo sottoscritto circa 30 intese e accordi. A questi aggiungiamo 10 accordi bilaterali sottoscritti durante il vertice. Sono numeri che ci soddisfano. Le relazioni commerciali tra i due paesi, sempre ottimi, in ogni caso non sono mai state solide come oggi. La Premier ha anche ricordato che l'Algeria è una nazione dinamica che sta lavorando molto per diversificare la sua economia e facendolo produce anche opportunità per le nostre aziende.
Il sistema Italia è pronto a dare il suo contributo in settori strategici come agroindustria, farmaceutica, trasporti, infrastrutture fisiche e digitali. C'è ancora molta strada che possiamo fare insieme. Italia e Algeria, inoltre, hanno dato tante volte prova del rapporto d'amicizia. Lo hanno fatto soprattutto nei momenti di difficoltà, che è quando si vedono gli amici. Gli italiani sono stati al fianco degli algerini nella loro indipendenza e durante gli anni dolorosi del terrorismo, così come l'Algeria non ha esitato appunto ad aiutare l'Italia all'indomani dell'inizio della guerra in Ucraina. Con il presidente Tebboune, ha detto ancora la Meloni, abbiamo parlato di politica estera, stabilità, sicurezza nell'area mediterranea, del coordinamento nell'azione di contrasto al terrorismo, così come dell'eccellente coordinamento sul contrasto all'immigrazione illegale, sulla gestione dei flussi migratori, e oggi è stata firmata un'altra intesa sulla cooperazione sulle rispettive aree SAR. C'è anche un altro accordo che riguarda l'energia, perché l'ENI ha annunciato di aver firmato con la Sonatrach un protocollo d'intesa volto a rafforzare la cooperazione nel campo degli idrocarburi, della transizione energetica e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla sicurezza energetica e allo sviluppo economico dei due paesi. La firma è avvenuta nell'ambito del vertice intergovernativo Italia-Algeria, alla presenza appunto del Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelmajid Tebboune e del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni. Adesso pausa e ci sentiamo Enzo Carella con Barbara del 1979 e poi l'ultima parte di questa trasmissione, tra poco. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Tentami, toccami con l'alito, fammi un caldo in più, dolce tu per tu. Rubami, con le trecce allacciami, c'è più smania in noi che dall'onda in poi. Tienimi tra le mani e l'anima, fammi un mare tenero, fantasiosa e barbara. Offriti in mano, ti tocco piano piano, offriti al pianto, mi faccio canto a canto. Offrito il bacio, ti bevo goccia a goccia. Offrito ancora, il freddo mi innamora. Barbara, rapinosa salimi, scioglilo per noi, quel tuo senso in più. Morbida, diavola che scivola, con un fuoco in più, notte accesa tu. Fondilo, il mio cuore zucchero, rosso come le mandorle, rapinosa, mordilo. Offriti in bocca, la bocca tua albicocca. Offriti il naso, la bocca tua di raso. Offriti il collo,
freddo è più bello, ma freddo ancora, il freddo mi innamora, ma freddo ancora. Come on, twist again. Hold it. I wanna baby rock and roll. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie a te, Sveva, alle 19, 34 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1039. Vi ricordo tra l'altro che tra un paio di puntate noi avremo chiuso questa quinta stagione. L'ultima puntata sarà per questa stagione venerdì alle 17:30 con Lorenzo Viviani, faremo le nostre consuete malefatte nell'ambito di Chilometro Zoom, dopodiché torneremo in onda lunedì 22 settembre per la sesta stagione. Non è che io me ne andrò in vacanza, sarò con voi perché dal 28 di luglio la radio adotta l'orario estivo, quindi io sarò con Capitaneria di Porto dalle 10:30 alle 12:30 e poi dal 6 di agosto condurrò la rassegna stampa al posto di Semmi dalle 8:30 fino alle 10:30 e poi dalle 12 alle 14 con voi sempre per Capitaneria di Porto. Questo fino a venerdì 29 di agosto, per cui passeremo diciamolo pure, l'ombelico dell'estate, perché agosto alla fine è quello in cui il mese in cui l'estate dà tutto della sua follia, del suo calore, delle sue mattane e così via. Lo passeremo assieme, racconteremo un po' che cosa succede in questo nostro vasto mondo. Sarà un momento anche di riflessione, di ricordi, di nostalgie. Raccontateci le vostre estati e raccontateci quella che per voi è stata l'estate più bella della vostra vita. Avremo modo di sederci tutti qui attorno a un microfono e, come una sorta di falò in spiaggia, tornare a cavalcare l'onda lunga dei ricordi. Sveva, tu hai un'estate della vita? Allora, Antonino, io ti devo svelare un Scusandomi segreto. perché capisco che è una domanda un po' personale. No, ma figurati. Io ti devo svelare un segreto, però. Dimmi. È che a me non piace l'estate. Ecco, ti svelo un segreto anch'io. Io non amo più l'Italia delle spiagge. L'estate mi piace, ma in montagna o da solo. Guarda, allora ti dico, è brutto dire non mi piace l'estate, cioè io preferisco il freddo, cioè purtroppo sono una giovane atipica, anche se poi, sai, insomma, al mare ci vado, mi diverto, mi piace. Io sono anni che vado in Sicilia da dei miei amici che conosco, da una mia amica anzi, che conosco ormai da anni e quindi vado sempre lì perché ci vediamo soltanto una volta l'anno. Beata te. Quindi prima andavo verso il catanese, dove Sì. appunto c'era questa mia amica che ho conosciuto in un viaggio studio a Dublino. E poi negli anni sono passata verso il palermitano dove c'è quest'altra mia amica che ho conosciuto a Madrid. Però devo dire che in generale ne ho fatti di viaggi, mi son diversi, diciamo, da quelli un po' più, no, goliardici, Mykonos, Ibiza, queste cose qua, fino alla tranquillità che mi farò quest'estate, perché quando uno comincia a lavorare si vuole solo riposare. Questo sicuramente. Ma guarda, bah, io non ho un'estate della vita, però ricordo molto bene l'estate del 1992, anche quella del 1993, perché quell'estate io ho imparato ad andare in barca a vela. C'erano queste barche queste derive 4,20 m che erano state prese sull'onda anche del successo del Moro di Venezia all'America's Cup quell'anno, con il mitico Paul Caillard che era lo skipper e l'immenso Raul Gardini che era il patron di questa sfida per prendere l'America's Cup.
E ricordo che alla Snam Progetti, dove lavorava mio padre, fu ricostituita la sezione velica che già c'era negli anni 70. Facemmo i corsi con i figli degli altri colleghi di mio padre sulle barche, cose, robe varie. Alla fine, quando ci siamo presentati in spiaggia per mettere in mare le barche, eravamo io, mio padre, mio fratello e 3 colleghi di mio padre. Questo per dire il successo dell'iniziativa. Vabbè, questo ci ha permesso di usare una barca praticamente tutta l'estate. E io ricordo una cosa stupenda: quando tu esci in mare aperto, siccome il Mediterraneo è il Tirreno, scusate, che è sempre Mediterraneo, per carità, il Tirreno è più profondo dell'Adriatico e più profondo anche dello Ionio, per cui è il vero mare nero, quello della canzone di Lucio Battisti. Più ti allontanavi dalla costa, più in pieno giorno tu vedevi l'acqua che ovviamente diventava più scura per la profondità, e vedevi a un certo punto i raggi della luce che per rifrazione risalivano dal fondo. E quindi tu avevi questa sensazione un po' sognante, un po' inquietante, che la luce venisse dal fondo del mare e non dal cielo per rifrazione. Ed era come navigare su un oceano di raggi di luce. Poi, come in tutte le cose della vita, la vela è una scuola, perché intanto impari ad andare col vento, a sfruttare il vento per andare dove vuoi tu, che è in fondo, se vuoi, una metafora della vita, sapersi adattare alle condizioni, a quello che succede. E poi ci sono anche i momenti in cui la barca non piglia vento e si ferma. E lì l'unica cosa che puoi fare è aspettare, cercare la zona dove il pelo dell'acqua è più increspato, e appena la barca mette la prua lì, vedi che la vela torna a gonfiarsi miracolosamente e riprendi a navigare. Sei tu su questo coso di compensato marino contro l'infinito, ed è anche un modo per vedere quanto l'uomo in fondo sia vanitoso, sia convinto di fare, di dire, di combinare chissà che cosa, ma poi, sai, è un attimo, perché basta che venga una tempesta e quel coso di compensato su cui tu stai andando se ne va tranquillamente a fondo, non è che ci vuole assai. Intanto sono le 19:41 minuti e 24 secondi. L'AGI, il presidente francese Emmanuel Macron e la sua moglie Brigitte hanno intentato causa per diffamazione negli Stati Uniti contro Candace Owens, influencer e podcaster di destra, che ha affermato che la First Lady francese è in realtà un uomo. La causa di 218 pagine è stata depositata oggi nel Delaware, come riporta il Financial Times, e accusa la Owens di aver pubblicato invenzioni stravaganti, diffamatorie e inverosimili, tra cui la presunta nascita di Brigitte Macron come maschio col nome di Jean-Michel Trognet. Sentite, per favore. Già qui sono 50 anni che stiamo a discutere di Amanda Lear. Vi prego, lasciate in pace Brigitte, perché io 2 misteri così non li reggo. Scherzi a parte, Owens ha anche affermato che il presidente francese e sua moglie sono consanguinei e che Macron è frutto di un esperimento umano della CIA o di un simile programma governativo di controllo mentale, secondo quanto riportato dagli atti processuali dei Macron. Si tratta di un rarissimo caso in cui un leader mondiale in carica fa causa personalmente a un influencer online per i suoi contenuti. Se c'è gente che crede davvero che Macron sia frutto di un programma governativo di controllo mentale, meritiamo l'asteroide e l'estinzione, perché veramente siamo alla coglioneria applicata in una maniera incredibile. Se c'è gente che crede davvero che Macron sia frutto di un esperimento governativo per il controllo mentale, ragazzi, davvero, qui abbiamo fatto un buco nell'acqua che... Cavolo, quelli che non credono che siamo andati sulla Luna fanno quasi tenerezza davanti a cose di questo genere, veramente. Vabbè, chiudiamo perché sono già le 19:43, chiudiamo in gloria con questa notizia che arriva da Lesmo, provincia di Monza. Una partita a scopa tra anziani è finita con un pugno in faccia, signori. È successo a Lesmo, provincia di Monza, scrive la DN Cronos, in un centro anziani a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo.
Immaginatevi le bestemmie. Qui ci si ritrova per giocare e stare in compagnia, ma negli ultimi tempi, secondo diverse testimonianze riportate dal Corriere della Sera, il clima si è fatto piuttosto teso. Urla, litigi, polemiche anche per la più amichevole delle partite a carte, che questa volta è culminata addirittura in un'aggressione fisica. Ma attenzione, chi sono i litiganti? Direte voi, saranno degli adolescenti scapestrati? Saranno dei sedicenni coi tatuaggi? No. Circa un mese fa, scrive l'ADN Kronos, un uomo di 78 anni ha sferrato un pugno in faccia, aprite bene le orecchie, a un 97enne durante una partita a scopa. Nessuna conseguenza però per l'anziano, che se l'è cavata con un labbro malconcio e la dentiera volata via. In seguito all'episodio però è intervenuta la questura, che ha imposto 30 giorni di chiusura al locale. Cioè un 78enne che tira un pugno in faccia a un 97enne. Bah, vabbè. E meno male che una volta era l'esempio degli anziani, eh? Stiamo messi bene con questi anni azzurri. Va bene, abbiamo finito per questa sera, bella gente. Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde. Ci salutiamo con una canzone di Adriano, Adriano Celentano, e Il tempo se ne va, del 1980. Grazie per essere stati con noi, e the best is yet to come. Dillo tu che non sei il re degli ignoranti. Lo dico io, Adriano. Sì, dillo. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto il tempo se ne va, i sogni e le preoccupazioni, le calzarete ho preso già, il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calzarete ho preso già, il posto dei cani.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.